pantaloni, hai preso una vela dell'azzurra? Tu scherzi, ma sai perché i miei pantaloni sono così ampi sul davanti, caro mio? Perché c'è troppa carrozza! C'è troppa carrozza! C'è troppa... Brava! Vedere per credere, Gioia! Stira e ammira! Bene, andiamo al pianoforte, perché come sapete non cominciamo, Non cominciamo, che questo pezzo abbiamo già raggiunto veramente il massimo dell'idiozia. Canterò la novia bianca e fetente va la novia. Dai, per favore, domani è il giorno di Pasqua, tu canti... Sul cappello, giù il cappello. Giù il cappello faccio io. Giù Domani è il giorno di Pasqua e tu canti bianca e fetente va la novia, Algernon. Canterò la novia bianca e fetente. No, non devi cantare bianca e fetente, perché questo è il momento più importante. Bacia le figlie. È il momento più importante. Bacia le figlie. Per favore. Ragazzi, no, basta, Cesare non lo fai più. Ecco, a questo punto... Canterò la novia bianca. No, la novia non la canti, la novia ti dico che non la canti, va bene? Mettiamo sull'antenna. Oh. No, l'antenna sta su, l'antenna sta su. L'antenna vogliamo lasciarla su una volta per tutte? Mettiamola giù, mettiamo l'antennino piccolo. Ettore Antennino. Ecco, pronti? Signore, Italo, specialmente per quella parte del pubblico là. Esatto, ci spiace per questa parte del pubblico che vede la parte peggiore, la parte peggiore nostra. Che d'altra parte... La pastina gluteinata Buitoni. Che d'altra parte è la parte... Sentite là in fondo, ci siete? Fate un fischio. Bravi. Ecco bene, stavo dicendo... Grazie! No, perché questo è un discorso culturale. Questo è un discorso culturale, un discorso che va a metà tra la cultura e l'umorismo. Culturismo. Esatto, e stavo dicendo che ci spiace per questa parte qua dietro che vedi insomma il nostro pezzo peggiore, che è la parte che abbiamo dovuto sacrificare al successo. Ora devo dire questo. Io mi è scesa la fascia, mi è scesa la fascia. Nini, non non essere blasfemo che domani è il giorno di Pasqua. E sto mettendo al caldo le uova. Per favore. Guarda che lì dentro non c'è nessuna sorpresa. Ecco, dunque, è per tutto favore, scontato. Canterò la novia. No, la novia non la canti. A proposito di uova, volevo chiedere alle signore galline padovane, che sono qui, sono delle amiche, non c'è problema, e devo dire una cosa, abbiamo ricevuto molte lettere di insulti, che ci chiedevano chi sono queste due ragazze che sono una specie di gemelle Kessler della Brianza. Ecco, le gemelle Kossele. Hanno ricevuto un sacco di profferte amorose. Ebbene, toglietevelo dalla testa, perché questi due bei ragazzi che potete vedere, che sono i racconti del maresciallo e Suarez, ecco, sono i loro due mariti. Ecco, lo potrete riconoscere anche da quelle due strane e così gonfiori che hanno sulla testa. Ecco, per cui toglietevi dalla testa queste due ragazze. Purtroppo, la signora ha detto purtroppo. Bene, allora siamo pronti? A casa fate i conti. No, la novia non la canti, dobbiamo parlare di una cosa molto importante, Algernon. Abbiamo parlato di tutte le regioni. Dai, per favore, che fai? La colomba! La colomba pasquale! Hai fatto la colomba pasquale! Ecco un discorso che... E sulla l'antenna sta giù! Parleremo... Sul cappello! No, parleremo di una cosa molto importante, ladies un pederast. Questa settimana parleremo di una città. Abbiamo toccato le regioni, abbiamo toccato un po' tutto. Questa settimana passiamo alle città. Cioè, no, che fai, dai? Passiamo alle città. E parleremo di una città stupenda. Parleremo della città... C'è qualche livido delle puntate. Parleremo della città di Mantova. Mantova! Ecco qui il prototipo del mantovano. Dovete sapere che la città di Mantova, sediamoci però perché se no non ci stiamo. Sediamoci qui. No, ci sto solo io. No, la città di Mantova, ecco, facciamo della cultura qui ad Antena 3. Perché non è vero che in questa antena non si faccia cultura. Si fa anche cultura, cavolo. No. Si fa cultura, si fa. Questo filetto va battuto. Basta, si fa anche cultura. Mantova, per esempio, pochi sanno che Mantova non tutti sanno di zanzare. No, non c'è pochi sanno. Sì, però? Pochi sanno. Ma molti prevedono. Dai, basta, sai, devi finire, hai capito? Guarda che ti faccio fare un giro, hai capito? Ecco, pochi sanno, ma molti sanno che Mantova è bagnata dal fiume Minchio. No, quella è Siracusa. Siracusa, sì. Mantova è bagnata dal fiume Micio. Esatto. Sai come fa il fiume Micio? No. Ecco, volete farlo in coro come fa il Micio? No! Bravissime, veramente. Pensavo di essere scemo, ma questo è un altro pezzo che faccio dopo.
Dunque allora il fiume Micio bagna la città di Mantova. Le altre città del Mantovano, prendo io la parola essendo io Mantovano, esatto, sono Ostiglia, Pastiglia. Stai buono. Ostiglia, Revere, Ponte Lagoscuro, come si chiamano gli abitanti di Ponte Lagoscuro? Ponte Lagoscuresi. È un nome un po' momento, tu imbarazzante. ti confondi. È imbarazzante vivere a Ponte Lagoscuro, effettivamente. No, perché uno dice, e allora gli abitanti di Correggio, scusami? sono dei porci. Bene, allora mettiamo i puntini sulla I di quello che è. Sulla U di Füber. Sulla U di Füber. Allora, non c'entra niente, allora, povero ragazzo. un La grande... presa dell'Austiglia. Scusa un attimo, Algernon, tu mi permetti, vero Algernon? Ma io ti permetto. Che cosa dire Anche del Mantovano? Nella provincia, nelle zone vicine a Mantova, dipingeva un famoso pittore, il pittore Ligabue. Eccolo qua, questa è l'imitazione di Ligabue. Ligabue Mi viene bene la parte, infatti non si sforza Ligabue è interpretato dal famoso attore Flavio Bucci, Flavio Bucci, che ha fatto anche una trasmissione qui ad Antena 3. Quale? Bucci di Banana. Esatto, il quale è nato a Nasco, a Bucci Nasco. Difatti quando è nato ha fatto Nasco, Bucci, Nasco. Però il pittore lasciamolo stare. Bucci mettiamolo da parte e parliamo invece. Sono già ferito. Voglio fare una domanda. Sono stato ferito sul carso. Un punto molto delicato. Voglio vedere se siete colti. Siete colti? E che ne so? Dai, devono rispondere loro. Chi è il poeta italiano che fa più schifo? No, qual è il poeta italiano più importante che nacque a Mantova? Virgilio Marone. Perché si chiamava Virgilio Marone? Perché ce n'aveva uno solo. Esatto. Se no si chiamava Maroni, come Esatto. quelli che fanno. Virgilio Marone e fu il primo Che inventò i marron glacé. No, Virgilio Marone fu il primo veramente primo omosessuale della storia. Perché? Perché scrisse le bucoliche. Esatto, come voi sapete. Storie del buco. Invece era anche molto amico di un cantante. Sì, è vero, di Ray Charles. Di Ray Charles, perché? Perché scrisse le Georgiche, Georgica on my mind, la famosa canzone. Che vuol dire, tradotto dal mantovano? Georgia, a mai, non mangio mai, a mai. Bene, e a questo punto però... A questo punto canterò la novia. Bianca No, non canti la novia, perché a questo punto dobbiamo fare la sceneggiata mantovana. Voi dovete sapere che il mantovano... Letridi, che nevica e fioca... No, questo dopo. Dobbiamo fare la sceneggiata. La sceneggiata mantovana, voi dovete sapere una cosa molto importante. Il mantovano è l'essere Ferrari si diverte quando faccio il mio pezzo. Non può, mentre io faccio il pezzo, vai fare che palle. Mi stufo questi gatti qua. Faccia finta di ridere, faccia vedere la protesi. Dio della Madonna d'un Christian Andersen. Faccia vedere che viva in bocca Pasqua. una Fiat Humus. Signore e signori, la sceneggiata mantovana. Il mantovano, silenzio in piccionaia. Il mantovano. Che dobbiamo fare lo spettacolo qui in Ciccionaia. Per favore. Le uova domani mattina. Allora, il mantovano tipico è un uomo molto delicato. Neva! Ecco, lui è... Nella parte di Ruggero, il mantovano, Franco Oppini. Nella parte di Neva, la moglie, stai inginocchiata, Neva, la moglie è un po' prostrata. La moglie aveva un desiderio. Voleva andare a Modena. Voglio andare a Modena. Neo, porta le scarpe, Neo! Ecco. Voglio vedere Pavarotti da vivo. Io sono invece Neo, io sono invece la mamma di Ruggero, Renata. Franchino, dai che mangiamo un bel tortellino. Neo, andiamo a Modena, voglio vedere Pavarotti. il vino. Alto. Signore e signori, interrompiamo lo spettacolo. Perché qualcuno ha fatto qualche cosa. Dai. Interrompiamo lo spettacolo perché questo pezzo che ora abbiamo interpretato proprio in questi giorni è stato premiato a Copenaghen con la Piattola d'Oro e vorrei che il pubblico ci facesse un applauso per questo premio che abbiamo conseguito. Molto bene, giudice Ferrari, così mi piace che finge di divertirsi e devo dire una cosa, il giudice Ferrari è una delle poche persone al mondo che non ha vergogna della sua dentiera e questo gli fa un grande onore. Molto bene, andiamo Infatti, qui. è anche chiamato giudice Ferraglia per Esatto. dire quelle cose. A questo punto, signore e signori, presentiamo il piccolo coro. Letridi, con nevica e fioca, ma marilegna ancora nuca. Esatto. Questa è una frase.
Esatto, nell'ambito della traduzione culturale, questa è una frase mantovana, cioè tradotto dal mantovano, questa frase vuol... Dai un attimo, buono, tu che domani, proprio in questi giorni pasquali, ognuno c'ha la sua croce. Aspetta un attimo. Questa frase tradotta dal mantovano significa... Se io voglio spaccarlo, significa... allora i buono spaccarlo. Dai, stai buono. Questa frase tradotta dal mantovano significa stai attento, cioè a Mantova se uno deve dire a un altro stai attento gli dice Letri di caneca e fiocca, memori legna ancora, cosa... Esatto, difatti signore e signori, stai buono, non fare casino, non fare ansia, difatti questa è la ragione, questa... Che povero! Sono ricco di famiglia! Avanti, per favore! Vogliamo stare a posto! Che povero! Difatti, non mi fate mai parlare! Difatti questa è la ragione per cui nella provincia di Mantova avvengono il maggior numero di incidenti stradali, perché uno... Non per la nebbia. Non per la nebbia, perché uno dice all'altro stai attento, ma finché gli dice stai attento quello gli fa Letri di caneca e fiocca, memori legna ancora, ma quello... Grazie, avevo capito, e quello non fa in tempo ad accorgersi di questa cosa, stai attento, per cui si va a stampare dritto contro un albero. E a questo punto, signore e signori, passiamo all'inno di Mantova. ascoltate, Si fa sera. Ti pare la palla Dre Virginio Rotondo. ecco bene, non c'è da ridere. Proprio lei ride su di me, lei che è il campione della puzzetta di questa sera. La tigre della magnesia. Lei ha detto la tigre della magnesia. Lei... Sa cosa le dico, lei, Kojak dei poveri? Lo sa cosa le dico? Che ha detto una bella battuta, complimenti, è stata una bella battuta. Ecco, pronti, andiamo avanti. Allora, signore e signori, Grande autorità. la canzone mantovana di questa settimana si chiama... Che volava qualche mano. Attenzione, pesante. la canzone di questa settimana mantovana si intitola Rock. Cosa? Cosa volevi dire? Si intitola... No, si accomodi, scusi un attimo, abbiamo un genetriaco. Ecco, voglio dire questo. La canzone di settimana si intitola... No, basta, per favore, mi faccio venire un diavolo per capello. Allora, si intitola Rocket Man, che tradotto da mantovano vuol dire... Roccame. Roccame. Che voi sapete che i ragazzi mantovani vanno dietro la rocca per toccarsi. Roccame. Allora, Toccami, toccami Cioè violentemente, petti violento. la frase riportata nella vicina Verona Nel nuovissimo Milza si esatto, parla... era questa, Quale? nel veronese. Allora, mi è venuto bene! Sì! Ma aspetta, no, No, era l'altra. Silviano! Mettete in tenuta da Rocco, che passo col mosquito. Esatto. Sarebbe Silviana, mettiti in tenuta da petting che passo con un motorino Oppure, a rullo, il moschito. lavete che godo per l'arte. Esatto, allora pronti? Allora pronti, Rocketman. She packed my bags last night pre-flight. Ma? Sì, non te lo sapevi? Se lo sapevamo prima. She packed my bags last night pre-flight. Cioè, in sipè che è un bag. Cosa vuol dire? Sui piedi c'è un bag, un verme. She packed my bags last night pre-flight. E ti snasai i fiati. Allora, È una ragazza molto bonita. last night pre-flight. Questi mantovani. 0 hour, 9 a.m. Sono le 0 hour, cioè mezzanotte, ande manana. Bene, allora ricominciamo da capo. She packed my bag last night pre-flight. Sui piedi un bag e te sei chiaro. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high E la gonna pigliai as sky by them. e la scagnai coi denti. And I think it's gonna be a long, long time. E until- stava la gonna tutto lontano. Allora, and I think it's gonna be a long, long time. I think day brings me now gonna find another man that think I am at home. Oh no, no, no. E le risponde no. Come fare io? Coro. Rocket Man, cioè Rocketman. Allora, Rocket Man. Un attimo, non posso cambiare la canzone. No, ma ha detto, allora, scusa, ha detto no, aspetta, ha detto Rocketman, Rucchete, no, questo non va bene. Beppe, guarda, sono contento che tu sia qua stasera, veramente una puntata stupenda. Allora, attenzione, Rocketman. And I think it's gonna be
Dove vai? Dai, avanti, devi fare il coro, Cristo! Per favore! Allora, and I think it's gonna be a long, long time. Un po' di sapone. Dai, per favore. And I think it's gonna be a long, long time until they brings me now I gotta find another 1, 2, 3, 4, 5. And I think it's gonna